Con la prefetta di Sassari, benvenuta ai nostri microfoni, un'occasione unica questa Calici di Stelle per tuffarsi un pochino in quelli che sono gli usi, i costumi, le tradizioni, i colori e suoni della nostra isola, ma lei è abituata. Sì, la vostra isola è una terra fantastica, ma non sono solo suoni, luci, è proprio un'umanità che ha delle tradizioni antichissime, dei prodotti fantastici. Il vino qui è qualcosa che unisce le persone, ma è anche un fortissimo volano per un lavoro che un pochino ha faticato in questi anni, ma che sicuramente partendo proprio da questi prodotti della terra avrà un successo enorme. Lo vedo, lo sento, si legge su tutti i giornali, bisogna solo organizzarsi. Cultura enogastronomica e non solo, perché qua si parla di tradizioni, di usi, di costumi. Ma gli usi dipendono proprio dal modo con cui gli uomini si rapportano tra loro, dalle relazioni molto forti, e devo dire che in questo la Sardegna deve essere un pochino più unita, perché veramente ha tutto, ha intelligenza, ha cuore, ha una terra baciata da Dio, forse la più bella terra del mondo. Io vengo da fuori e posso dirlo. Bisogna stare solo molto uniti. Le auguriamo una buona serata. Grazie, anche a voi e soprattutto a Sennori.